Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video su Mercato. Batman napoletano, come state voi? Spero tutto bene. Allora, in questo video andiamo a parlare di calciomercato. Allora, partiamo da un'ufficialità come quella di Giovanni Carnevali, che è il nuovo amministratore delegato della Juventus. Poi Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo, come già vi avevo comunicato, ha un contratto fino al 2028 più opzione di un altro anno. E è uscito, diciamo, il comunicato ufficiale. Poi aumentano i contatti tra Tijani Reinders e l'Atletico Madrid. Poi Gary O'Neil to Ipswich Town. Il tecnico arriverà all'Ipswich dallo Strasburgo nei prossimi giorni e firmerà anche il contratto. Poi se la trattativa tra Napoli e Gila non andasse a buon fine, il Napoli sta pensando il difensore brasiliano Gabriel, classe 2008, 18 anni, e piace molto al nostro direttore sportivo Giovanni Manna. Tra l'altro questa qui non è proprio una news di calciomercato, ma ieri alle 21 nella sezione shorts è uscita la nuova canzone Tengo due parole, il continuo di Tengo due parole. Se volete potete andarla a sentire nella sezione shorts. Vabbè. Allora, il Milan valuta un direttore sportivo italiano, cioè Domenico Teli. Tra i candidati c'è Domenico Teli. Poi Guido Angelozzi ha risolto il suo contratto con il Cagliari ed è vicino a un nuovo contratto con il Venezia, con lo Spezia, scusate. Poi il Lecce è su Vergara per un prestito normale, per farlo crescere e tutto. Non come acquisto a titolo definitivo, perché costerà troppo, ma vuole fare giusto una prova, un'offerta di prestito per farlo crescere. Vabbè, poi il Brighton è pronto a pagare la clausola da 5 milioni per Svoboda del Venezia, calciatore del Venezia. Poi la Juventus e il Lione stanno tenendo tutt'oggi dei contatti, anzi no, terranno dei contatti nelle prossime ore per Luis Openda. Il Lione è molto interessato su di lui. Poi capitolo chiuso per Vancia e Napoli, come dice Matteo Moretti e Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Il portiere serbo lascerà il club azzurro in questa sessione di calciomercato, è nel mirino della Juventus e come sostituto c'è Vicario.
Poi il Panathinaikos aumenta i contatti con Stefan De Vrij, l'olandese è stato offerto al Panathinaikos fino al 2028, gli è stato offerto un contratto fino al 2028 di circa 3 euro netti 3 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore è molto attratto su di lui. Cioè sia il club che il giocatore mh, dovrebbero essere, cioè come mi posso spiegare, il giocatore è attratto diciamo sia dall'offerta, poi vabbè lo sappiamo, va giù, deve essere fatto vecchio e tutto, quindi non può fare più di tanto. La maggior parte dei portieri, dei giocatori di pallone, appena arrivati a una certa età, più o meno 30-35 anni, vanno sempre in Arabia, in Grecia a giocare nei posti sperduti. Vabbè. Come ultima notizia abbiamo Frank Garcia che potrebbe lasciare il Real Madrid in quest'estate e su di lui ci sta Real Betis che sta valutando la situazione a livello di costi e tutto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione e ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale e vi ricordo che in descrizione ci sta il link per le donazioni e per le sfide pazze. Chi vuole donare per una sfida pazza doni anche poco e mi scrive nei commenti la sfida pazza. Ciao, giù.